Dopo il quarto turno, dopo la mia vittoria contro Bellemo, il torneo ha raggiunto un momento critico perché avevo 4 punti, tutti gli altri inseguitori avevano 3 punti, ovvero un punto in meno, hanno perso punti per strada giocando l'uno con l'altro e giocavo contro Alessandro Bonafede, un ragazzo molto forte, era uno dei principali avversari sia come forza di gioco sia come stile. Io avevo il bianco, anche se lui probabilmente, che tra l'altro questo era un torneo, campionato italiano under 20, valido per il titolo italiano under 20 e under 18. Io potevo giocare per 2 titoli italiani, un avversario che era diciamo più veterano, penso che aveva 19 o 20 anni, poteva giocare solo per un titolo, solo per il titolo under 20. Questo significava che per provare a vincere un titolo italiano doveva vincere il torneo, doveva essere primo, quindi doveva fare un all-in, pur avendo il nero, doveva provare a giocare per vincere, cosa non facile, no? Da nero contro un avversario solido. Quindi come, vediamo com'è andata la partita. A questo punto ho giocato di 4, lui mi ha giocato F5 impostando la cosiddetta olandese, un'apertura molto rischiosa, senza, adesso posso dire tranquillamente, senza nessuna base posizionale, ovvero scorretta, perché indebolisce la posizione del proprio re, non può essere l'arma principale del proprio repertorio, ma saltuariamente può andare bene, no? Per sorprendere l'avversario o per giocare per vincere a tutti i costi con il nero quando non c'è una grande differenza tra la sconfitta e la patta. Poi giocai G3 per impostare un fianchetto. Qua il nero ha tanti sistemi, ma sceglie l'olandese di Leningrado, vuole giocare alfiere G7, arrocco D6, magari C6 D5, giocando una sorta di est indiana ancora più aggressiva perché il pedone F sta in F5. Quindi probabilmente il nero vorrà lanciare un controgioco nel centro e nell'ala di re. Ho giocato cavallo F3, alfiere G7, C4, D6, cavallo C3, arrocco. Qua la linea principale è arrocco corto, che probabilmente era migliore, che all'epoca ho giocato D5. D5 prende spazio, voglio giocare cavallo D4, voglio rendergli più difficile giocare E5, però oggigiorno non sono convinto che D5 sia la migliore. Il mio avversario mi ha giocato A5, arrocco, cavallo A6 e poi ho giocato cavallo D4. A questo punto io entro in questo buco, ma anche lui ha questa casa forte e sarà difficile scacciarlo con A3-B4 perché ha già il pedone in A5. Cavallo C5, ecco ora torre B1, perché se gioco A3 per giocare B4 il pedone A è inchiodato e in più se inizio con A3 lui potrà giocare A4 e se tutte le volte che giocherò B4 mi farà l'anpassante, il mio controgioco nell'ala di donna è bloccato, probabilmente sto già peggio. Quindi la mia idea è giocare prima torre B1, io gioco alfiere D7, trucco posizionale, ancora una volta non posso giocare, chiedo scusa, questo è stato un mouse slip, A4 è una mossa inguardabile perché perdo il controllo di queste caselle, ma non posso giocare A3 per B4, cioè se io potessi muovere 2 volte di fila A3 B4 funzionerebbe, ma qua mi gioca A4 e il punto è che non posso più giocare B4 mantenendo la struttura collegata perché mi prende, io posso prendere, nel nero sta bene, forse potrebbe anche prendere e giocare B6, il punto è che ho la struttura scollegata ed è più difficile rompere per esempio in C5. Quindi qua per via dell'impassante devo perdere un tempo, devo giocare prima B3 per poi giocare a 3 B4 per scacciare il cavallo ed avere i pedoni uniti. Il nero gioca donna E8, mossa tipica, A3 e qua il nero ha tanti piani, può provare a espandersi anche con un pawn storm, ma il nero vuole giocare a tutto campo e gioca C6. Io qua ho giocato B4, ho scacciato il cavallo, però che scacciare tra virgolette, no? Perché il cavallo va in E4, casella forte, ho preso il cavallo e poi ho giocato donna D3. Questo è un sistema diciamo complesso, no? Dove probabilmente non ho giocato nel modo migliore, il gioco è poco chiaro. Tra l'altro mi è venuto in mente solo adesso che io ho giocato, come potete vedere nel video precedente, ho giocato il sistema di Leningrado il turno precedente contro Bellemo, quindi a me era andata bene, no?
però diciamo che è un sistema molto rischioso per massimizzare la varianza, per giocare per vincere. Ne ho giocato per vincere, mi era andata bene, ma avrebbe potuto andare male. Questo è un sistema che si gioca poche volte, ho giocato poche volte e il nero ha anche una posizione che non è molto sana, ma qui il nero si è attivato. Ecco, e qui a questo punto il nero semplicemente può continuare a sfruttare lo spazio che ha nell'ala di re e giocare donna F7, perché se io volevo prendere in E4, guadagnare un pedone, ero un illuso, perché qua mi può giocare alfiere H3, attacca F1 e se sposto la torre perdo F2, quindi qua il nero userebbe il suo vantaggio di spazio nell'ala di re, il nero starebbe anche meglio, quindi devo prendere più spazio, gioco F3, cavallo via D4, io penso di stare bene, ma ora lui gioca molto bene, lui prende, gioca E5. Ecco qua, forse la mossa più semplice era prendere in E6 en passant, prendere la coppia degli alfieri e giocare alfiere F4, contrattaccando di 6, il bianco deve stare bene. Ho giocato cavallo E2 per mantenere una struttura più chiusa, il nero ha preso, e qua forse il nero è una struttura molto complessa, il nero non deve stare male, anzi il nero è attivo. Qua lui ha giocato donna E8, per attivarsi ho giocato cavallo C3, lui gioca donna C8, non so, forse vuole attivarsi lungo la colonna A, il problema è che la torre non ha caselle, no? Perché gliele controllo tutte. Ho giocato alfiere D2, dandogli appunto la casella in A3, ma non dovrebbe essere grave, torre C1, e qua adesso ho paura di qualche idea, no? Tipo di attaccarmi sulle case nere, io gioca donna 8, minaccia tra l'altro forse donna 7 e cavallo G4, quindi qua ho giocato H3 per mettere il re in H2, certo potrebbe essere rischioso se un giorno mi entra in F2, ma non dovrebbe essere gravissimo. Di fatto lui gioca torre C8 e forse il nero doveva provare a coordinare meglio l'ala di donna e l'ala di re, così adesso ho giocato re H2 e qua, visto che nell'ala di donna ho più spazio, no? La freccia dice che devo attaccare nell'ala di donna, se lui gioca esclusivamente nell'ala di donna posizionalmente devo stare bene. Lui gioca B5, blocca il mio pedone, ma sono convinto che deve essere un errore perché questo pedone sarà debole alla lunga. E a questo punto, come spesso accade, io gioco donna C2, voglio giocare donna B2, poi torre A1, voglio impossessarmi io della colonna A che ha lui. Cioè fare in modo che, visto che appunto le regole statiche, la freccia, no, in questa posizione chiusa, dice che lui deve giocare nell'ala di re, io devo giocare nell'ala di donna, io voglio giocare donna B2, torre A1 e, diciamo, sfruttare il fatto che la sua attività nell'ala di donna è dinamica, momentanea, ma staticamente posso prendere l'iniziativa in quest'ala per via della conformazione della struttura. Ho giocato donna A7, donna B2, qua già la posizione mi piace, ecco lui qua ha giocato torre C4, ma non sono sicuro di questa mossa. A questo punto ho giocato torre C2 prima, perché magari dopo che mi gioca torre C4 forse ora ho più urgenza, no? Di lottare sulla colonna C, e poi anche un'altra idea, in un futuro vorrò giocare alfiere F1 che è un'idea molto interessante, no? Perché voglio scacciargli la torre e tra l'altro gli attacco la torre e dietro c'è B5 con una debolezza e ora mi interessa di più giocare contro questa torre. Lui ha giocato cavallo H5, ecco qua ancora lui sta unendo vari piani, no? A questo punto magari in un futuro voglio giocare alfiere F1 ma mi dà fastidio, no? Che su alfiere F1 mi entra in F2 e mi dà molto fastidio, no? Perché qua perderei, mi dà matto, e quindi qua gioco alfiere 1, quindi difendo molto bene, no? Che questa traversa, posso scacciargli indietro la donna e giocare alfiere F1. Forse non si era reso conto di questo, lui ora è tornato perché la torre non fa più nulla, ora alfiere F1 era già forte perché la donna non entra più, ma per sicurezza ho giocato prima alfiere F2 per togliergli tutta la diagonale, ora alfiere F1, ora devo stare meglio. A questo punto gli ho giocato alfiere H6 per impedirmi torre C1, la torre ormai in trappola, ecco qua mi sono fidato. Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, un pedone è un pedone, una qualità è una qualità, avrei dovuto prendere, e qua il bianco vantaggio decisivo a partita completamente vinta. Su B per C4, B5 spingendo il pedone fin quasi a promozione, su donna per C4 torre E1 per poi spostare il cavallo da qualche parte per scacciare indietro la donna e la posizione nera collasserà, è solo questione di tempo. Quindi questa era completamente vinta per il bianco, ma qua mi sono fidato. Bisognava ancora, all'epoca nel 2009, bisognava ancora perfezionare la filosofia materialista. No, comunque a volte magari quando uno gioca contro un avversario forte si fida, no? Invece bisogna vedere, ma lui ha compenso, come dimostra qui il compenso di materiale, ha qualche attacco contro il mio re,
a pezzi che possono accedere all'ala di re. I suoi pezzi sono coordinati per un obiettivo comune? No, qua avrei potuto poi sgomberare la colonna C e entrare in settima e il bianco vince. E qua ho giocato donna B3, donna C8. Ormai ho capito che non gli volevo prendere la torre, no? Quindi me la lascio in presa. Gioco torre B2, il cavallo si ricicla, alfiere G2, un'altra mossa un po' codarda. E forse però adesso, forse non potevo più prendere la qualità, no? Perché mi gioca B per C4 e proprio giusto ora la donna non ha case di ritirata, grazie a causa delle due torri. Ho giocato alfiere G2 e qua cavallo E2. Questo alfiere era pessimo, sarebbe stato meglio cambiare l'alfiere per la sua torre. Comunque qua gli cambio la torre da questo avamposto e lui qua forse avrei dovuto cambiare lui, ma mi fa cambiare. Penso questo sia un errore perché ora sto bene. Su donna per C4 prendo, il mio pedone va a promozione. Penso che qua il motore trova qualche idea per il nero per provare a salvare, ma nella pratica è molto difficile. Nella pratica è un disastro per il nero. Gli ho giocato B per C4 e qua torno indietro. Forse anche donna C2 potevo giocare per cavallo C3, ma questo mi soddisfaceva perché questo pedone è ben bloccato, io voglio avanzare il mio. Poi ho giocato alfiere B5 e donna C2 adesso per giocare cavallo C3 con tempo, torre 3 cavallo C3. Difendo E4, mi accingo a giocare alfiere B7 per catturare in C4 e se lui rimuove l'alfiere spingo il mio pedone con effetti devastanti. Ho giocato donna B7, prendo alfiere F1, ora il bianco sta molto meglio. Voglio prendere il pedone con l'alfiere e spingere il mio pedone B. Donna A4, donna per C4. Ora il bianco ha partita vinta. A questo punto, cioè se lui mi lascia tempo di organizzarmi e spingere il pedone B perde, lui capisce che la mia coppia degli alfieri è fortissima perché questi alfieri controllano tutte le caselle. Lui capisce che deve giocare alfiere 3, mossa forte. Vuole cambiarmi l'alfiere camposcuro per lasciarmi con l'alfiere cattivo in F1. A questo punto qua ho giocato in modo forse eccessivamente solido. Avrei potuto vincere con donna C8 e torre C2, come dimostrano i motori moderni, perché avrei avuto un attacco fortissimo e che magari adesso non mi sembra buona, adesso durante la partita non mi sembrava buona perché mi sta attaccando, se sposto la torre ha del controgioco ma in realtà non arriva in tempo. Qua gioco donna F8 e gli do matto io, per esempio su re H5 torre per H7, su re G4 alfiere H3 torre per H7, però ok, bisognava calcolare tutte queste varianti con freddezza, vedere cosa fare su cavallo E8, forse qua ho degli attacchi in questo modo, anche se i computer adesso dimostrano che donna C8 vince, non me la sono sentita in partita, ho giocato alfiere D3 per tagliare fuori la torre, che non potrà andare a prendere il pedone, più semplice. Su alfiere per F2 si attiva la mia torre, posso provare ad attaccare. L'ho giocato donna A7. Ecco, a questo punto ancora una volta, ora sì che è più facile, ora questa avrebbe vinto, torre C2 perché minaccio torre C7 guadagnando la donna, però non l'avevo vista. E c'era anche poco tempo penso. Il punto è che se ora per esempio gioca donna alfiere D4 perde per torre C7. Se gioca donna D4 probabilmente qua devo vincere, no? Qua devo avere un attacco decisivo. Su re G5 per esempio H4, su re G4 alfiere E2, matto. Su re H5 per esempio tante idee, potrei giocare forse anche donna per F6, se prende in F2 do matto, su una presa qualunque in D3 forse ho torre per H7, no? E penso che qua probabilmente dovrei vincere la partita. Quindi qua probabilmente avrei potuto vincere in questo modo, però ecco su re H6 no, idem, no? Forse posso vincere anche qui, no? Nella stessa modalità, no? Sulla presa in D3 donna G5, però ok, non ero riuscito a calcolare tutto questo. Donna C8 e qua ho giocato re G2 per consolidarmi, c'era anche poco tempo qui, ho giocato re G7 e qua ho spinto il pedone. Ora qua devo stare meglio, minaccio B6, alfiere per F2, torre per F2, donna E3 entrando, qua
Per un momento ho preso un abbaglio, ho detto, Dio, adesso non ho più difese, si sposta l'alfiere, cade G3, ma poi ho... perché uno è anche nervoso, no? Ma poi qua, con freddezza, poi ho trovato la mossa che avevo calcolato, che era torre F3, che non ha torre A2 per donna per A2. Ho giocato donna D2, alfiere D2, tengo tutto. Su torre per F3 non ha più attacco, il pedone dovrebbe farsi sentire. Ho giocato torre A2, ecco qua, ho giocato torre F2. Adesso ho sbagliato, non ho visto la mossa vincente. Donna C7, e non so se vincente mi era meglio, perché potevo dare prima scacco su re H6 e giocare torre F2. A questo punto il suo re è in pericolo, posso spingere il pedone non è in presa, e che io qua pensavo che cavallo per E4 mi fa crollare la posizione, perché se sposto la torre cade 2. Ma in realtà qua vinco con 2 punti esclamativi donna E7, che non avevo visto, minaccia donna H4 e donna F8. Se lui gioca una mossa qualunque, non so, torre B2, la cosa più semplice, donna H4 e catturare il cavallo vincendo. Se lui gioca, non so, cavallo G5, una mossa così matto. Se lui prende in F2, donna F8 vince, re G5, H4, non ho visto questo matto, la donna limita il re, anche l'alfiere. Quindi qua avrei vinto con... avrei potuto vincere con donna C7, ma non ho visto nulla di questo, ho giocato torre F2, in nero ho giocato torre C2, donna D3, donna C3. Ecco, e qua a questo punto forse questo era un buon momento per usare la regola, il pedone passato va spinto. Ok, qua ho giocato donna F3. Ecco, qui probabilmente il nero poteva salvarsi. Ora deve cambiare le donne, perché sennò vinco io, gli do matto. Se sposti il cavallo lo sto attaccando io, se lo sposto altrove gli do matto subito. Ho cambiato le donne, ecco qua. Normalmente non bisogna cambiare i pezzi, ma qua forse può giocare cavallo di 7, farmi un blocco, e qua dovrebbe riuscire a pattare, perché mi crea una fortezza, perché non riesco a entrare bene. Qua mi tiene a bada con il re, qua mette il cavallo in B6 e probabilmente è molto difficile passare. Posso provare dei piani di portare il re in A5, ma anche lui dovrebbe portare il re nelle ali di donne, dovrebbe fare patta. Io ho sbagliato, ho giocato torre C8, a questo punto regola di Tarrasch, torre dietro al pedone. Probabilmente ancora patta, ma è difficile. Ho giocato re F7, re F2, mi centralizzo, qua porto il re e qua gioco alfiere G4, perché su cavallo per G4 era interessante, gli tolgo il cavallo. Lui ha giocato torre C3 per attaccarmi, forse un errore decisivo, perché qua forse qua potevo giocare B6, no? E vincevo, però nella frenesia né lui né io l'abbiamo vista. Incredibile, no? B6 che vince, perché il re non può avvicinarsi. Su cavallo D7 prendo e promuovo, e su cavallo per G4, con l'idea che su H per G4 centralizza il re, gioco B7 e vinco. Se gioca torre 3 mi sposto semplicemente, anche qua e vado a donna. Per entrambi abbiamo mancato B6. Ho giocato alfiere F3, re C7, torre A2, ho detto lascio il pedone per provare a entrare. Su re B6 catturo il pedone in D6, il pedone è passato e 5 è debole, chance di vincere. Ho giocato torre B3, re B6. A questo punto non me la sono sentita di giocare torre A6, perché pensavo che magari si attivasse il re, no? Può creare problemi a controgioco. Allora qua ho attaccato il cavallo, attacco il difensore di H7. Ora per lui è molto difficile. Forse può provare a giocare cavallo H5 e entrare in un finale di torre inferiore e provare a creare qualche fortezza, ma è difficile. Ho giocato scacco. Il punto però è che gli scacchi finiscono. Ho guadagnato dei tempi, gioco così, ecco qua, ho giocato re 1 e qua lui ha cambiato, ha spostato il cavallo, perché se comunque mi insegue, ormai ho già guadagnato tempo sull'orologio, gioco re di 2, come dicevo prima gli scacchi finiscono. C'è un attacco simultaneo e vinco. Quindi prima o poi deve spostare il cavallo, ho giocato cavallo E8, ecco ora è il principio della fine. Il cavallo buono, ma io ho vari pedoni in più, il cavallo non può attivarsi, non può prendere perché perde. A questo punto lui ha giocato cavallo C7, ma alfiere E2 gli tengo a bada il cavallo. Ho giocato torre B4, alfiere D3 difendendo tutto, su torre B3 re E2. Il bianco vince, semplicemente pian piano guadagno G6 con questi pedoni, il cavallo non ha itinerari per attivarsi. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Scacco re 3, torre G2 F3,
alfiere 2, difendo tutto, G3, 4, B5. Può continuare a darmi scacchi, ma prima o poi ogni serie di scacchi, gli scacchi finiscono e guadagno un tempo e mi avvicino a prendere G6, a promuovere i miei pedoni. Lui qua sceglie di giocare, è che se mantiene il cavallo non fa nulla, perde alla lunga. Se prova a portare il re perderà per il pedone in B senza il cavallo in presa. Qua ha deciso di prendere in B5 allora che cambio. Potevo vincere già con la gara di corsa, ma ho pensato di tagliare fuori il re prima. Qua probabilmente mi dà degli scacchi. Su torre G2 e F3 di nuovo finiscono gli scacchi. Lui ha giocato torre A2, a questo punto attacco D6 e qua vinco. Torre A4, torre per D6. Su re F3 mi darebbe scacco, no? Ma ormai prendo. Giocare C5, su torre per E4 vinco così comunque. C5, a questo punto prova ad attivare il re. Su torre per E4 D6 vince, no? Ne ho troppi, li spingo tutti. Giocare D4, ma ora anch'io attivo il mio re. Mentre mi attacca il pedone, io attivo il mio re. Lui prova a portare il pedone a promozione, ma qua sono in vantaggio sia nella corsa, sia più materiale, sia più spazio, più tempi, no? Qua abbandonato perché ormai perde. Perché per esempio se gioca, non so, re F3, re E6, ah no, chiedo scusa, sto minacciando di promuovere, deve giocare torre D3, re 6, re F3, re E7, E3, vado a donna, no? Su E2 posso anche poi sacrificare, no? La torre e vinco con i miei pedoni. Una partita molto combattuta che mi manteneva al vertice della classifica. Ci saranno ancora degli scontri molto difficili e ebbene li vedremo presto nei prossimi video. Alla prossima!